Bentornati a tutti su Highway Italia, nuovo video della serie Real Time 4K, prosecuzione del video precedente. Area di servizio Paganella Est, siamo un paio di chilometri a nord della città di Trento. Rientriamo in carreggiata, dare necessariamente precedenza ai veicoli che sopraggiungono. Direzione Bolzano. Percorrenza di questo video non sarà lunghissima, all'incirca una cinquantina di chilometri. Mentre lasciamo in questo momento il chilometro 128, prossima uscita San Michele Mezzo Corona, tra 6 chilometri, ultima uscita nel territorio della provincia autonoma di Trento. Viadotto sull'Adige, Zambana, 183 metri. Le ore 11:02 scattate in questo momento. Oggi è sabato 18 febbraio 2023, la temperatura esterna è di 10 gradi centigradi. Il territorio comunale attraversato in questo momento è quello di Nave San Rocco. Chilometro 125. Uscita San Michele all'Adige Mezzo Corona, Salorno Madonna di Campiglio e Mezzo Lombardo tra le località raggiungibili dall'uscita San Michele Mezzo Corona. Una volta dovendo andare a Bormio attraverso il passo del Tonale, provenivo da Trento, sono appunto uscito in corrispondenza di quest'uscita San Michele all'Adige Mezzo Corona, mentre stiamo transitando nel chilometro 121 che lasciamo in questo momento, e quindi sono 120 km che ci separano dal confine di Stato e 36 km per raggiungere la città di Bolzano, prossima uscita Egna, ora tra 19 km. Ricordiamo il divieto di sorpasso per mezzi pesanti 24 ore su 24 lungo tutta la tratta, divieto di sorpasso che è esteso anche a tutti i veicoli trainanti e rimorchi.
Lasciamo in questo momento la provincia autonoma di Trento ed entriamo nella provincia autonoma di Bolzano, Alto Adige, Sud Tirolo. Due province che, nonostante facciano parte della medesima regione, ovvero il Trentino Alto Adige, sono comunque due province culturalmente abbastanza differenti, a cominciare appunto, come ho detto nello scorso video, dalla lingua parlata. Infatti, mentre la provincia di Trento è sempre stata più legata alla cultura italiana, in particolare a quella del Veneto, una maggioranza linguistica netta a favore dell'italiano, la provincia di Bolzano ha una maggioranza linguistica netta tedesca. Infatti la provincia di Bolzano, fatto insieme anche a quella di Trento, è entrata a far parte del Regno d'Italia alla fine della Prima Guerra Mondiale. A differenza delle annessioni precedenti, non c'è stato alcun plebiscito, infatti sono semplicemente stati accordi, e quindi la comunità altoatesina o sud tirolese si è trovata dall'oggi a domani a far parte di uno stato con cui nella storia ha condiviso poco o nulla. Mancano 10 km alla prossima uscita, Egna, ora Tarmeno. Nel chilometro 110. Il discorso di prima, infatti, si nota immediatamente come nel passaggio dal Trentino all'Alto Adige di fatto tutto diventi bilingue. Infatti nella provincia di Bolzano tutte le indicazioni sono appunto in due lingue, tedesco e italiano. Questa è una manovra che non si fa perché semplicemente non c'è distanza di sicurezza quando ci si inserisce nella corsia di sorpasso. Però non possiamo pretendere che tutti sappiano utilizzare l'autostrada in maniera corretta. Infatti, per cambiare corsia non è sufficiente avere lo spazio per la macchina come quando si parcheggia, ma bisogna assicurarsi che la distanza di sicurezza venga mantenuta rispetto sia al veicolo che precede sia al
veicolo che sopraggiunge. Chilometro 104, territorio comunale di Egna. Osservate anche questo veicolo si inserisce. Ovviamente cosa comporta questa cosa? Che io necessariamente devo alzare il piede dal pedale per riprendere margine e distanza di sicurezza rispetto al veicolo che si è appena inserito. Uscita Egna, ora Termeno. Tra le località raggiungibili Appiano, Caldaro, Laives, San Martino di Castrozza, uscita in tedesco Neumarktauer Tramin. Non so una parola di tedesco, no, qualcuna la conosco, però assolutamente non lo so pronunciare, quindi mi auguro che sia stato comprensibile. Mentre entriamo nel chilometro 101, mancano 16 chilometri all'uscita di Bolzano Sud. Chilometri che mancano all'uscita di Chiusa Val Gardena. Il tratto tra Bolzano e Chiusa di Val Gardena è stato l'ultimo a essere di fatto aperto, completando l'autostrada del Brennero nel 1974, mentre quello che stiamo percorrendo in questo momento, mentre abbiamo lasciato il chilometro 100, è stato il primo a essere inaugurato nel 1968, ovvero il tratto di 50 km che collega le città di Trento e Bolzano, mentre termina in questo momento il tratto sperimentale con riduzione dinamica della velocità. Territorio comunale di Vadena. Chilometri mancanti all'uscita di Bolzano Sud. Dopodiché terminerà questo video, sicuramente un po' più breve degli altri, ma si proseguirà poi nel video successivo sino ad arrivare a Vipiteno, più precisamente all'area di servizio Trens, che posta qualche chilometro prima della barriera autostradale di Vipiteno. E dopodiché filmerò in format classico con segnaletica il confine di stato dal Brennero Seno all'uscita di Innsbruck Sud, area di servizio Castelvarco Est, in questo momento sulla destra. Entriamo nel chilometro 95, sono 96 i chilometri che ci separano dal confine di stato con l'Austria. Abbiamo un chiaro sorpasso a destra,
manovra molto spesso dettata dalla frustrazione di avere veicoli lenti nella corsia di sorpasso, ma è una manovra comunque mai ammessa in nessun caso quando comporta appunto il cambio di corsia, vietata dall'articolo 148 del codice della strada e sanzionabile con una multa da 83 sino a 333 euro. Ricordo come sempre che invece è ammesso il superamento a destra, che però non deve comportare cambi di corsia, quindi qualora noi stessimo in maniera lecita occupando la corsia di destra perché è più libera e incontrassimo un veicolo più lento nella corsia di sorpasso davanti a noi, lo possiamo tranquillamente scorrere sulla destra senza effettuare alcun cambio di corsia. Entriamo in questo momento nel chilometro 90, sono 5 i chilometri mancanti a raggiungere l'uscita di Bolzano Sud. Siamo in un punto con una densità più elevata di veicoli che comporta necessariamente una velocità di percorrenza più ridotta. Siamo già nel territorio comunale di Bolzano, provincia autonoma di Bolzano, la più settentrionale del territorio della Repubblica Italiana. Il punto più settentrionale è la Vetta d'Italia, proprio appunto al confine con l'Austria, nella parte nord-orientale della regione. Avvicinamento uscita Bolzano Sud. E dopodiché inizierà il tratto più montuoso dell'autostrada del Brennero. Sino a questo momento, infatti, stiamo transitando da più di 100 km in territorio alpino, però proprio per l'ampiezza della Valle dell'Adige le gallerie attraversate sono state solamente una. Dall'uscita di Bolzano Sud in questo momento sulla destra è possibile anche prendere la superstrada Bolzano-Merano, facente parte della strada statale 38 che poi attraversa il Passo dello Stelvio arrivando in Valtellina. 110 km/h il limite di velocità nel tratto tra Bressanone e Bolzano. Mancano 32 km ad uscita di Chiusa Val Gardena. Viadotto Bolzano, circa 2,5 km. Mentre transitiamo sul viadotto Bolzano nel chilometro 84, io vi rimando al prossimo video in cui affronteremo il tratto sino all'area di servizio Trens poco prima di Vipiteno. E per il momento è tutto. Ricordate, come
sempre drive safe.